Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, un'altra puntata all'insegna del mercato, perché ci sono tante notizie da dare, con un Catania iperattivo in queste ore, in questi giorni sul mercato invernale. E poi ovviamente tutti i riflessi della prossima partita dei rossazzurri contro il Cosenza, avversario d'alta classifica per il Catania, come è stato il Monopoli nell'ultima giornata di campionato. Ovviamente poi riferimenti anche a quello che succede in casa Trapani e in casa Siracusa, soprattutto con la notizia di ieri del rinvio per quanto riguarda l'udienza del TFN. Parleremo di tutto questo, di tanto altro nel corso di preview con i miei ospiti, a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Carlo, siamo tutti e due senza cravatta, ma c'è chi ci batte in termini di eleganza, dunque oggi, che è il nostro Ermanno. Guarda qui che cravattino meraviglioso. Risponde alla cravatta della settimana scorsa di Anna. Sì, ciao Ermanno. Diciamo che è stata una promessa che ho dovuto mantenere in qualche modo. Esattamente, per cui è giusto così. Avrà la cravatta invece la nostra Anna? Andiamo a vedere. Ciao Anna. Ciao Marco, oggi niente cravatta, ma Ermanno mi ha assolutamente stupito. Veramente. Io vi ricordo la linea WhatsApp per interagire con noi al 342 77 12 855. Potete fare le domande più difficili, perché tanto a quelle risponderà Mister Breve, come sempre. E lasceremo a lui. Esattamente. Poi qualche volta intervengo io, ma solo in casi rari. Invece andiamo sempre con Anna a fare un po' il punto della situazione per quello che ci attende nella prossima giornata di campionato e la classifica in questo momento. Vi presento la 23esima giornata di campionato, che inizia questa sera alle 20:30 con Giuliano Cavese. Domani alle 14:30 Benevento Siracusa e Latina Foggia. Alle 17:30 Casarano Picerno e Crotone Potenza. Domenica alle 12:30 Altamura Atalanta Under 23. Alle 14:30 Casertana Trapani, Catania Cosenza e Sorrento Salernitana. Si chiude la 23esima giornata alle 20:30 domenica 25 gennaio con Cerignola Monopoli. Passiamo alla classifica. Vanno di pari passo Catania e Benevento con 48 punti, segue Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone Cerignola 31, Potenza 29, Casarano 28, Altamura 26, Atalanta Under 23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani Foggia 22, Siracusa Cavese 21, Picerno 19, chiude la classifica il Giuliano con 16 punti. Grazie Anna, ritorno poi fra poco da te per parlare chiaramente dei social, anche di quelli che sono i riflessi dei social e le domande dei nostri spettatori da casa. Carlo, rispetto al calendario di questa giornata, la partita più difficile, almeno delle tre, lì davanti, le due capolista e la Salernitana, che non possiamo non considerare, ce l'ha sicuramente il Catania. Sì, c'era il Catania, anche se incontra una squadra che è in un momento di difficoltà. Penso dopo le prime partite dell'andata si sta ripetendo in questo giro di ritorno un momento di difficoltà del Cosenza. Non per caso noi abbiamo sempre detto che per mentalità, secondo noi, il Cosenza non era l'ostacolo che doveva superare il Catania. Il Cosenza, secondo me, per mentalità non è una squadra da primato. Per organico e per sviluppo di gioco sicuramente è una squadra di alta classifica che sta facendo un ottimo campionato, ma secondo me non ha la mentalità per restare nelle zone altissime della classifica. È difficile restare lì davanti. Noi ci siamo stati a Cosenza per la partita di andata, ma soprattutto vediamo quello che succede anche in tutte le partite del campionato. Restare lì davanti in una situazione con quel clima non è veramente difficile. E poi dico, magari non svegliamo tutti i temi della giornata, ma sicuramente è una squadra decimata lì davanti e quindi perde il 50-60% del suo potenziale. È vero, ci sono tanti giocatori che non ci saranno per quanto riguarda il Cosenza in questa partita, mancheranno anche tanti giocatori in casa Catania, ma ce n'è qualcuno che dà continui segnali di una volontà di ripresa il più veloce possibile. Io torno da Anna. Esatto Marco, perché vi ricordate quando vi abbiamo mostrato di Cicerelli, che appunto ha mostrato il video dove muoveva i primi passi e faceva i primi palleggi? Ecco, proprio ieri ha pubblicato una storia Instagram dove è tornato finalmente al Massimino ad allenarsi con il gruppo, e quindi ci rincuora vedere che le sue condizioni sono in costante miglioramento. Questa è la foto proprio, e questo è il post, passo dopo passo, è il
il tema di Cicerelli. Anche Di Gennaro ha fatto un post simile, il primo passo verso la guarigione, dopo ovviamente l'intervento perfettamente riuscito per il difensore del Catania, e il senso, ne abbiamo già detto Carlo, no? Della volontà, quando le cose vanno bene come in questa stagione, perché le cose stanno andando bene in casa Catania, inutile dire il contrario, si lotta per qualcosa di importante, che è il ritorno in Serie B senza le scaramanzie di sorta. Ovviamente c'è tanta voglia di partecipare anche per chi ha avuto infortuni gravi. È chiaro, è che soprattutto sono dei leader tecnici all'interno della squadra, sia Di Gennaro che Cicerelli, riconosciuti dal gruppo, e quindi stare vicini al gruppo in un momento così importante, così topico della stagione, per loro è veramente di importanza vitale, e soprattutto li fa sentire partecipi e pronti quasi al rientro. Diciamo che per Cicerelli è più vicino, per Di Gennaro ritengo che la stagione sia chiusa. Ritorniamo da Anna, perché a proposito di leader di questo spogliatoio, ce n'è uno che è tornato al gol, che ha dimostrato con le sue reti, con le sue parole, tutta la volontà di portare il Catania in alto, che è Caturano, che è il tema, è rientrato nel tema della nostra lente di ingrandimento. Anna. Salvatore Caturano è tornato a fare ciò che gli riesce meglio, segnare. E l'ho fatto nel momento più delicato, rispondendo sul campo a chi ne aveva messo in dubbio l'acquisto arrivato alla fine del mercato estivo. 2 gol nelle ultime 2 partite, entrambi pesantissimi. Fin qui il suo campionato racconta di un attaccante spesso utilizzato da subentrato. Dopo un avvio a secco e qualche acciacco, l'influenza smaltita ha restituito al Catania il suo bomber. 2 gol in 51 minuti sono numeri che parlano chiaro. Ora la domanda è inevitabile: Caturano può partire titolare? La sensazione è che la porta sia aperta, perché quando segna così tenerlo fuori diventa sempre più difficile. Di sicuro, Anna, la porta è aperta quando davanti c'è Caturano, l'abbiamo visto nelle ultime 2 partite, perché sono arrivati i gol. Ermanno, vengo da te perché hai curato tu questa grafica legata a Caturano, ed sono dei dati certamente che sembrano l'esatto opposto. Non voglio dire l'avevamo detto, perché magari nelle prime puntate di gennaio dicevamo se fosse proprio Caturano il valore aggiunto di questo Catania, e sta dimostrando di poterlo essere. Un pochettino, diciamo, ce lo si aspettava, no? Di Caturano, che ritornasse ai suoi livelli, ritornasse a splendere, ma soprattutto secondo me quello che ha fatto cambiare un pochettino il Caturano è stato anche non solo la vicinanza del gruppo, la vicinanza dello staff, dell'allenatore, che l'ha sempre considerato, l'ha sempre tenuto pronto a quelli che sono i momenti un pochettino più topici della stagione, come quello di adesso, ma soprattutto secondo me la vicinanza di giocatori come Bruzzaniti, di giocatori come D'Ausilio, che lo servono, lo cercano anche in maniera secondo me un po' migliore rispetto a quanto poteva fare Cicerelli partendo da largo, Lunetta, che comunque era un giocatore sempre molto più esplosivo. Hanno permesso a Caturano di ritornare un pochettino dal punto di vista tattico al centro di quello che è il gioco. Poi ovviamente adesso il giocatore sta bene, un gol nelle ultime, cioè un gol ogni 25 minuti e mezzo nelle ultime due partite, ovviamente sono un dato importante e rilevante. E poi la domanda che ci pone Anna è una domanda effettivamente che penso si sta ponendo anche noi. Toscano. Quelle difficili a chi facciamo rispondere? L'ha detto Anna proprio al Mister Breve. Guarda, ti do anche un assist, Carlo, perché quelle immagini che vedevamo poco fa sono immagini di Caturano a Potenza, in un momento ancora della stagione in cui si aspettava il ritorno di questo giocatore. Pensavamo che potesse essere quella la partita, perché si diceva è la sua ex squadra, magari proprio da lì si è sbloccato qualche domenica dopo, però si è sbloccato bene. Io credo che Toscano in questo momento ha forte il dubbio di farlo partire dall'inizio. Ha forte di sicuro, e anche il dubbio. No, nel senso, gioco di parole. Anche se dico, chi dovrebbe sostituire finora ha fatto in pieno il suo dovere, lo dobbiamo ben dire. Forte ha fatto veramente, è protagonista di una stagione importante, di una delle sue migliori stagioni negli ultimi anni, quindi sta facendo in pieno il suo dovere. Sarà una bella gatta da pelare per Toscano scegliere chi fare iniziare dall'inizio, ma credo che lo faccia serenamente, perché credo che ormai chiunque giochi e chiunque sta fuori si sente parte di questo progetto, e questa è una fortuna per un allenatore. Tanti ballottaggi anche sulla tre quarti, no? Tu l'hai sempre detto,
che il Catania, magari con interpreti diversi quando ne parlavamo a inizio della stagione, no? C'era ancora Stoppa, c'era Cicerelli, adesso c'è Bruzzaniti, però c'è Rolfini che ha ripreso, che scalpita, per cui le soluzioni sono veramente tante. Sono tante, bene, perché l'allenatore sogna questo, di avere dei dubbi e poi il sabato sera, dopo una bella dormita, la mattina si sveglia avendo le idee ben chiare e sapendo su chi può puntare, quali sono i giocatori che gli servono per quella specifica domenica. Però Marco, se mi permetti, no, la bellezza secondo me adesso del Catania è avere non solo tutti questi grandi giocatori, ma soprattutto la bravura qui di Toscano è tenerli tutti sul filo, no? Tenerli tutti concentrati e soprattutto ogni volta che entra un Rolfini, che entra un D'Ausilio ti spaccano le partite in senso positivo, e avere giocatori che comunque per la categoria secondo me sono dei campioni, no? A tutti gli effetti, che hanno vinto, che comunque sono abituati a vincere ogni stagione e che sono abituati a fare grandi numeri, non è facile tenerli fuori, perché poi succede alle volte che metterli dentro può essere un po' qualcosa di controproducente, non ti possono dare il massimo e soprattutto dare il massimo a servizio della squadra. La bravura adesso di Toscano è tenerli tutti sul filo e soprattutto farli ruotare in modo che a livello psicologico, a livello fisico, a livello tecnico, a livello tattico completano quello che è l'obiettivo, che ormai non è un obiettivo individuale del singolo, ma è un obiettivo che sta diventando collettivo, e quello è il bello, no? La volta scorsa è stato Rolfini, questa volta è stato D'Ausilio, la prossima sarà Bruzzaniti, e girano comunque come anche le loro qualità in qualche modo permettono. E noi, la nostra regia prontamente ovviamente ci fa vedere anche le immagini di Toscano, perché l'allenatore del Catania che sta provando a conquistare anche a Catania quello che già è stato abituato a conquistare durante la sua carriera. Io ritorno da Anna perché è il momento di sentire le prime impressioni dei nostri spettatori da casa. Anna. Cara Anna, come leggi la classifica tu, lascia il Catania sempre in testa. Io vi prometto che continuerò così nella speranza che rimanga sempre in testa. Passo alle domande di mercato. Ci chiedono: con Di Noia e Carnelutti se il mercato è chiuso. E ancora, Marco, Carnelutti quando si è sbloccata definitivamente? Complimenti a tutti voi per le notizie che date. Ermanno e Carlo, cosa può aggiungere Di Noia al centrocampo? Allora, vi faccio rispondere su Di Noia, anche perché poi ne parleremo fra poco di tutte le situazioni di mercato del Catania. Allora, Di Noia va ad aggiungersi ai tre centrocampisti, è un mancino, quindi come Di Tacchio, è più palleggiatore rispetto a Di Tacchio, quindi un giocatore che può garantire una tecnica diversa rispetto ai tre centrocampisti che finora ha in organico il Catania. Mi ha fatto una buona impressione, sicuramente tutte le volte che lo ha visto era un perno anche lui nel centrocampo del Trapani, è un giocatore che viene da categorie importanti, ha vinto pure lui, ne parlavamo poc'anzi con Ermanno, ad Entella, quindi sicuramente è un giocatore che rientra nelle caratteristiche dei centrocampisti che vuole Toscano, ha più palleggio rispetto agli altri. Vi dico anche, visto che stanno scorrendo le immagini proprio di Di Noia in maglia Trapani, che il Catania ha stretto proprio per il giocatore nelle tarde ore del pomeriggio di ieri, arrivando appunto a chiudere l'accordo con il giocatore, anche con il Trapani, con Di Noia, che ha anche avuto un leggero abbassamento dello stipendio rispetto a quello che percepiva a Trapani, con ovviamente delle possibilità di avere dei bonus e dei premi. Il contratto è fino al 2027 per quanto riguarda il nuovo centrocampista, possiamo dirlo, anche se chiaramente attendiamo l'ufficializzazione. Sappiamo che nel mercato è sempre tutto particolare, ancora non c'è l'ufficializzazione, ma insomma le cose sono fatte. Fra poco parleremo ancora di mercato, però io voglio andare, e risponderemo anche alle altre domande magari che ci facevano gli spettatori da casa, voglio andare nuovamente da Ermanno perché andiamo a studiare un po' già l'avversario, cioè il Cosenza, e lo facciamo in chiave non possesso per la squadra calabrese, soprattutto nelle marcature sui cross. Fra un po' vedremo
cosa fa anche il Catania nelle marcature quando arrivano i cross laterali, ovviamente. Che cosa succede in casa Cosenza? Dove è il punto in cui il Catania può magari approfittare? Uno dei punti che abbiamo analizzato durante la settimana degli uomini di Boucher è un pochettino la difficoltà alle volte in alcune marcature sui cross o sui traversoni, perché abbiamo parlato la volta scorsa anche col mister l'importanza del marcatore di interporsi tra l'avversario e la porta. Qui vediamo in alcune situazioni come il difensore del Cosenza si trovi davanti all'avversario, questo non gli permette di guardarlo e di tenerlo vicino, e quindi si fa ingannare e cogliere alle spalle. Possiamo partire se possibile col video. Vediamo qui contro il Crotone il primo gol proprio del Crotone, questo è uno sviluppo post angolo, quindi facciamo già vedere il fatto che loro sugli angoli marcano a zona, e poi lo faremo vedere dopo in maniera migliore. Su questa spizzata vedi Dorazio, che era l'ultimo della linea, non marca accanto all'avversario, ma si mette davanti. Questo permette al giocatore di aggirarlo e di andare a colpire il pallone. Qui poi era fischiato il fuorigioco, che poi non viene dato, viene visto con l'FVS, è tutto. Qui vediamo il posizionamento proprio del Cosenza in non possesso durante i piazzati. È un castello poi con 2 o 3 uomini a ricerca della palla sul vertice del primo e del secondo palo. Qui questa carambola un pochettino particolare, e poi vedi sempre da questa situazione tutti i giocatori sono posizionati, nessuno su riferimento, ma tutti guardano la palla. Arriva questo cross, il difensore ovviamente non avendo consapevolezza e visione dell'attaccante si fa aggirare. Questo però è il video che più manifesta questo problema in marcatura. Qui vediamo Grandolfo muoversi benissimo alle spalle di Dametto, che non riesce con postura e corsa a tenere la marcatura. Qui poi non è bravissimo Grandolfo nella conclusione, però si era creata grande pericolosità. Questo è un qualcosa, soprattutto gente come Caturano, che in quegli ultimi 16 metri diciamo, ci ha fatto la maggior fortuna, potrebbe in qualche modo attraverso questi movimenti eludere la marcatura dell'avversario. Ancora ad evidenziare il ottimo lavoro che ha fatto Ermanno in questa clip. Secondo me in quel calcio d'angolo si evidenziano le differenze di mentalità tra Boucher e Toscano. Il Catania che marca a uomo ferreo nei calci piazzati, il Cosenza che marca zona e si specchia su quella traversa e su quella palla che rimbalza e clamorosamente prende gol in maniera secondo me allucinante per una difesa, cosa che il Catania in questi casi non avrebbe mai preso. Poi diciamo sì, Boucher è bravo, fa giocare bene la squadra, è verissimo, ma abbiamo detto tante volte che per vincere alla lunga serve altro. Catania che si arricchisce in difesa anche di Carnelutti, anche in questo caso ci chiedevano quando si è sbloccata definitivamente, sicuramente negli ultimi 2 giorni, perché chiaro, ovvio che era un giocatore che il Catania aveva richiesto, si era sentito dare una cifra e aveva un po' tirato i remi in barca sotto quel punto di vista, nel senso che la cifra andava un po' corretta, rivista, riconsiderata. Poi il giocatore ha preso anche delle attenzioni da parte di altre squadre, così almeno si è saputo da parte del Crotone, e il Catania a quel punto ha deciso di andare un po' più velocemente verso la risoluzione dell'accordo, anche perché su che cosa può contare il Catania? Sul fatto di poter pagare, perché questa è la verità dei fatti, in un modo veloce e chiaramente in questo magari riuscendo a diminuire lievemente il prezzo concordato, cosa che in Serie C non è facilissimo riuscire ad ottenere. Il contratto, avete visto un gol di Carnelutti in questo campionato contro il Siracusa, il contratto è fino al 2028, l'accordo è fino al 2028, sono stati inseriti anche dei premi in questo accordo, anche con la squadra avversaria legata anche alla promozione, chiaramente siamo su una cifra che va ad girarsi attorno ai 200.000 euro, ma anche per questo ovviamente va valorizzato il giocatore in questo senso. Miceli, sappiamo che Miceli e Ponzi si sono già allenati con il gruppo. Miceli è la vera alternativa a Di Gennaro per il ruolo di centrale, lo vediamo in queste foto, alcune foto dei primi allenamenti di Miceli con il Catania, e il giocatore ha parlato così proprio oggi sul canale social rossazzurro. Sono arrivate le prime dichiarazioni di Miceli che andiamo ad ascoltare.
Essere qui è tanta, perché comunque pensare di poter scendere in campo in questo stadio, cose che magari prima facevo come raccattapalle. Io ero presente nell'anno della promozione quando fece il gol del Core, ricordo lo stadio stracolmo, quindi pensare oggi di poter scendere in campo e giocare in questo stadio con tutta questa gente mi dà ancora più carica e mi emoziona tantissimo. Lavoro d'ordine, l'ho detto poco fa, secondo me lavoro, sacrificio e ambizioni sono le basi per poter ottenere qualcosa di importante. Bene, no, questa storia, Carlo, di questo giocatore che chiaramente conosce la storia del Catania, ha raccontato e ha ricordato del famoso gol di Del Core. Conosco bene Miceli, perché oltre ad essere stato e cresciuto nel settore giovanile del Catania, lo abbiamo visto all'opera più volte con il Monopoli. Un difensore centrale di grande esperienza, carisma e di grande affidabilità, cattivo, un giocatore proprio di Lega Pro che può sostituire alla grande Di Gennaro e che farà coppia sicuramente con Carnielutti, si alterneranno nella sostituzione di Gennaro, uno più giovane, più fresco perché è del 99 Carnielutti, più di prospettiva, ma uno pronto per contribuire a tenere forte ancora la linea difensiva, a dare quella cattiveria necessaria che serve in quest'ultimo rush di campionato. Di noi e Carnielutti che sono già a Catania, insomma, poi ne abbiamo già parlato. Chi già si è allenato ancora è anche Ponsi, giocatore che l'ha detto anche Toscano, no? È un giocatore che serve per dare alternativa sull'esterno al Catania, per cui soprattutto sull'esterno a sinistra, è un ambidestro sull'esterno a sinistra, per cui nella zona di Donnarumma, ma chiaramente può giocare anche dall'altra parte. Questo è il compito affidato a Ponsi qui in rosso-azzurro, lo abbiamo visto nelle immagini anche queste dell'allenamento e dai canali social del Catania. Andiamo a sentire anche le sue parole. L'idea che mi ha trasmesso il Catania subito è quella di una grande organizzazione, di una grande passione che ho già vissuto nei primi giorni di allenamento. La parola d'ordine per me è determinazione, perché ti può portare a grandi risultati, bisogna sfruttarla, ma a partire dalla settimana, perché sappiamo che il lavoro duro e determinato poi ti porta ai grandi risultati il fine settimana. Queste dunque le parole di Ponsi. Ci chiedevano anche da casa, chiuso adesso il mercato del Catania con Di Noia, Carnielutti, con Ponsi e tutti. Vi dico che per comprare un altro giocatore il Catania deve tirar fuori qualcun altro dai 23, per cui ne deve cedere qualcuno o prestare qualcuno, perché tutti i tasselli sono stati riempiti, che Di Noia prende il posto realmente di Aloi, Carnielutti di Gennaro, l'unico giocatore che esce, lo sappiamo, è Martic, ma è entrato Miceli, per cui sotto questo punto di vista il Catania non ha più un margine di manovra, per cui io direi che sì, anche se però 23 di gennaio, dire il mercato chiuso quando mancano 10 giorni, ci può essere magari l'opportunità, come si dice, quando capita un'opportunità magari la cogli, però di sicuro c'è il tema che la lista è quella e che devi chiaramente in quel caso togliere un giocatore. E soprattutto la rosa è stata completata in tutti i reparti, ci sono le coppie. Gli obiettivi di mercato sono stati tutti coppie centrati. di giocatori, quindi come hai ben detto tu, se dovesse andare via qualcuno, ma non credo a questo punto, a parte Martic, credo che tutti si sentono parte di questo progetto. Quindi non credo che ci siano... Anzi, secondo me alcuni sono stati proprio blindati dalla dirigenza, no? Penso a Rolfini su tutti, che aveva proposte importanti anche nel girone A e nel girone B, però è un giocatore secondo me che è toscano, ma la squadra, lo staff non vuole minimamente cedere, quindi secondo me si è creato già il gruppo, e quei 2 o 3 innesti che hanno preso sono degli innesti che hanno già vinto, perché Di Noi ha vinto, Ponsi ha vinto col Modena 3 o 4 anni fa se non erro, Miceli comunque è un giocatore di grandissima esperienza, secondo me completano al massimo quello che è l'organico della squadra. Curioso però di vedere Ponsi all'opera, perché era un giocatore che ricordo nelle tre file della Fiorentina quando era in primavera, in under 17, ed era un giocatore anche in visione nazionale under 20, under 21, però nell'ultimo anno e mezzo ha giocato praticamente 5 partite in Serie B, 2 partite con la Primavera 2, viene da infortuni importanti alla coscia e al bicipite femorale. Vediamo, bisognerà capire se Catania può essere appunto l'occasione per un giocatore che comunque hai ricordato l'ultimo anno e mezzo, ma nei primi 2 anni di Serie B
tempi ha giocato tanto. Ha fatto anche tanto e tanto bene, per cui ovviamente un giocatore che se torna su quei livelli lì potrebbe essere una garanzia anche per il futuro del Catania. Anche lui il contratto, lo ricordiamo, fino al 2028 per quanto riguarda Ponsi. E che cosa dirvi di... questa cosa di Jabuà, questa la voglio commentare con Carlo. Jabuà, la Salernitana, sembra quasi la lotta aperta di questa stagione, che ricorderemo magari perché una delle due, se non ci sarà il Benevento, avrà la meglio in campo, ma certamente la lotta sul mercato è stata serratissima fra le due squadre. Vabbè, sono tanti giocatori insomma appetibili dalle grandi società e quindi Salernitana, Benevento e Catania sono delle società che hanno un potenziale economico importante e si vanno a contendere i giocatori più importanti della categoria. E così è. Così è alla fine. Invece su Jimenez vi voglio dire che ci si avvicina sempre di più, potrebbe essere la settimana prossima o le prossime ore comunque a dare degli sviluppi ulteriori per quanto riguarda il giocatore del Catania che vedete appunto nelle immagini, che è diventato titolare fisso fondamentalmente nelle ultime partite dei rossazzurri e che è sempre più vicino a vedere ufficializzato il proseguo del suo rapporto con la squadra e con il club rossazzurro. Ci fermiamo dunque, facciamo una pausa, ritorniamo fra poco per riprendere a parlare, dopo la parentesi mercato, anche dell'avversario del Catania, cioè del Cosenza, e poi andremo a parlare ovviamente anche di Trapani e di Siracusa. Vi aspettiamo. Eccoci qua, ben ritrovati, seconda parte della nostra preview, ritorniamo a parlare del Cosenza, fra poco anche ci collegheremo come sempre facciamo con un collega mentre riparte la sigla perché mi invita al ballo, io non sono bravissimo, però insomma se vuoi mi posso anche muovere volendo sulla sigla, ma al di là di questo, ecco Anna che magari è certamente più brava di me può ripartire con il ballo. Ritorniamo invece, a proposito di ballo, balliamo con il Cosenza perché abbiamo parlato della squadra calabrese, andiamo a parlare del Catania. Quando attacca, come riesce a sfruttare i cross? L'abbiamo visto anche nell'ultima partita. Sì, diciamo che il Catania ha creato grande pericolosità sia nel primo che nel secondo tempo, principalmente con questa grossa spinta sulle fasce, con i quarti, con i braccetti o con i trequartisti che comunque creavano superiorità e pericolo in quella zona, e poi tramite il cross si è arrivato a entrambi i gol che poi hanno portato alla vittoria del Catania in terra pugliese. Possiamo far partire il video. Qua vediamo uno sviluppo dove ci sono i tre attaccanti, due trequartisti e forte vicino, tutti e tre vicini. Vediamo la palla, questa palla che sembrava una palla persa, recuperata da Celli, quello che dicevo prima, no? La spinta sulla fascia, la spinta in corsia non viene data alle volte solamente dal quarto, ma anche dal braccetto, soprattutto Celli che ama molto prodigarsi in quelle zone del campo. Bello qui il cross di Celli, poteva cercare il secondo palo dove che era la zona maggiormente scoperta e trovare qualcosa di migliore rispetto alla testa di Piccinini, se non sbaglio. Sì, qui andiamo invece su una soluzione dove vediamo Casasola di prima cercare di verticalizzare verso le due punte, vedi, no? La vicinanza, quella che ti dicevo prima di Rolfini vicino a Caturano, che gli permette di liberare spazio. Qui vediamo poi Corbari sempre di prima a giocarla su Lunetta addirittura anche qui per velocizzare esegue questa terza giocata a un tocco all'interno dello sviluppo, palla sul secondo palo. Qui è bravissimo Casasola poi a impattare e a trovare il momentaneo pareggio del Catania. È il suo primo gol. È il suo primo gol in maglia etnea. Qui vediamo altra soluzione invece di D'Ausilio che fu un po' in maniera fantasiosa, punta all'avversario, lo salta e poi gioca sulla sovrapposizione di Lunetta, prova il cross che non riesce, e poi qua è bravissimo, no? Si crea praticamente un 1 contro 5, esegue questo taglio sul pallone, la palla su un pallone che rimane fermo, guadagna spazio e tempo, mette il cross, qui una piccola spizzata, il Catania qui anche un pochettino fortunato, trova poi la presenza di Caturano sul secondo palo e si trova la rete. Però vedi anche qui il movimento di Caturano sia nel primo che nel secondo gol sono dei movimenti che fa da girare l'avversario, quindi non ci va davanti ma fa questo movimento prima avanti, faccio finta di venirti, poi mi tiro fuori, tirandosi fuori dalla marcatura riesce a guadagnare qualche metro alle spalle e soprattutto lavorare sul lato cieco dell'avversario. Su questo poi deve essere bravo anche il compagno che lo serve a dargli quella palla pulita
per riuscire ad arrivare appunto. Oltre ovviamente quello che potrebbe essere l'azione, la linea di azione, si chiama così, del difensore, e quindi permettere poi a Caturano di impattare verso la rete. Come al solito preciso il nostro Ermanno. Andiamo a sentire invece, perché lo vedo collegato, Piergiorgio Giorno del dot.it, che saluto. Ciao Piergiorgio. Buon pomeriggio. Ciao, un saluto a voi e a tutti quelli che ci guardano. Allora, parliamo di questo Cosenza, perché la situazione societaria, la situazione che si respira nell'aria in casa rosso-blu la sappiamo, la conosciamo, ma soprattutto, visto che si va verso la partita con il Catania, visto che il Cosenza comunque è stato protagonista di questo campionato, Piergiorgio, è una squadra con delle defezioni importanti che arriva al Massimino. Sì, è una squadra che arriva al Massimino con defezioni importanti, ma soprattutto non è, a mio avviso, il Cosenza che abbiamo ammirato nel girone d'andata, perché nel 2026 ancora non abbiamo vinto, veniamo da 2 sconfitte e un pareggio, quindi nelle ultime 3 giornate, da che il Cosenza era uno dei migliori attacchi del girone, siamo anche a corto di reti, quindi diciamo che non voglio buttare le mani avanti, ma non è un Cosenza al massimo della sua forma. Poi, come hai detto tu, purtroppo mancheranno diversi giocatori importanti, perché insomma a centrocampo sì, sta recuperando, ma non sarà a disposizione per Catania Florenzi, poi è squalificato Ciotti, purtroppo ancora Mazzocchi ne avrà per un mesetto, e quindi è un Cosenza con gli uomini contati. Ha perso anche dalle mura in difesa, sì, non era un titolare della difesa, però insomma siamo veramente con gli uomini contati, al cospetto invece di un Catania che ho visto che sul mercato si sta muovendo bene. Tra l'altro il Cosenza potrebbe ritrovarsi contro Carnielutti, che io già l'ho visto nel derby, ha fatto un'ottima prestazione col Crotone, c'è anche Miceli, non so il Catania come giocherà, però sicuramente è un Cosenza che verrà al Massimino in cerca di riscatto, ma non nella migliore condizione fisica e atletica da un mio punto di vista. Catania che ha ovviamente anche da vendicare la sconfitta pesante subita all'andata proprio al San Vito Marulla. Intanto, tornando da te, Piergiorgio, scelte a questo punto, visto le difficoltà dell'organico chiaramente legate alle indisponibilità di alcuni giocatori, ti chiedo dove si concentreranno le scelte di Boucher. Ma credo che sia una formazione quasi scontata, perché rientra Quan a centrocampo dopo la squalifica, quindi Quan, Langella e Garritano saranno a centrocampo. L'unico ballottaggio potrebbe esserci in avanti tra Beretta e il giovane Asciur, però diciamo che abbiamo veramente gli uomini contati, quindi le scelte sono quelle, perché abbiamo una panchina corta. Negli ultimi giorni del mercato il tecnico Boucher si aspetta almeno altri 2 o 3 elementi che possono quantomeno allungare la panchina e le scelte a sua disposizione, però sicuramente verrà una squadra con pochi dubbi, visto che insomma i titolari sono quelli e si contano su 2 mani. Carlo. Sì, e quindi scusami, buonasera, lì davanti dicevi di questo dubbio tra Beretta e Asciur, quindi a destra Ricciardi, a sinistra Emmausso? Dico probabilmente sì, utilizzi il condizionale perché Cannavò è stato preso come attaccante trequartista, ma nell'ultimo mese sta dovendo fare il terzino destro, e giocherà anche a destra, visto la squalifica di Ciotti, l'infortunio di Cimino. A destra non abbiamo alternative, quindi credo che Cannavò giocherà basso a destra, e insieme a Ricciardi potrebbe essere proprio Emmausso, che non ha convinto da falso 9, quindi verrà riportato un po' sulla tre quarti, e come punta o l'esperto Beretta o il giovanissimo Asciur. Grazie Piergiorgio, grazie delle tue indicazioni per quanto riguarda il Cosenza. Un saluto a te, e noi ricominciamo e continuiamo a parlare della partita attraverso le statistiche a confronto delle 2 squadre. Abbiamo messo insieme anche il rendimento casalingo del Catania con il rendimento in trasferta dell'avversario del Catania, in questo caso appunto il Cosenza. Possiamo andarle a vedere le statistiche con i punti che ovviamente
ovviamente sapete, con la differenza reti che vede davanti nettamente il Catania, così come il valore della squadra, anche se ricordiamo che il Cosenza, squadra che viene dalla Serie B, certamente ha un valore di un certo tipo, tanto è vero che basta guardare i giocatori che hanno il valore maggiore. Florenzi, che non ci sarà, vale 800.000 euro dalle valutazioni di Transfermarkt ovviamente, ma sui punti e sui gol fatti e soprattutto sulla ultima non vittoria del Catania chiaramente si concentrano le nostre grafiche con lo 0-0 con il Sorrento. Se parliamo di sconfitta si deve risalire alla semifinale di andata dei playoff con il gol di Merola del Pescara. Questo è un po' il quadro, mentre sul Cosenza, Ermanno, cosa possiamo dire? Cosenza possiamo dire, come abbiamo visto un pochettino nella grafica, è una squadra però, come ha detto il mister benissimo già dall'inizio, è una squadra che sa sviluppare bene e che soprattutto a livello offensivo ha fatto tanti gol, no? Quasi quanti il Catania, ne ha fatti 34 gol fatti, in trasferta segna un po' meno, però, ed è una squadra soprattutto che in trasferta ha faticato a fare grandi punti. Ovviamente è una squadra che ultimamente è in una fase di calo, però è una squadra sicuramente che per organico merita di stare lì sopra. L'unico accorgimento che mi duole in qualche modo diciamo sistemare, modificare, è il valore di mercato del Catania, perché è cresciuto ancora di più con l'acquisto di Ponzi e Miceli, che sono stati diciamo contrattualizzati. E poi Di Noia e Carnielutti ora non potevi averli per la gara. Quelli ancora non sono stati ufficializzati, quindi non c'è, però il valore sta passando da un 8,03 a un 8,16 e andrà ad aumentare fino alla fine del mercato. E questo è il valore dunque del Catania. Io torno invece al valore della nostra Anna, che ci legge i messaggi che arrivano da casa. Anna, a te. Messaggio da Andrea. Buon pomeriggio, ma è davvero Di Noia l'uomo giusto per la mediana del Catania? E sono vere le voci su Meazzi? Sicuri non ci saranno partenze inaspettate? Anche Federico ci chiede se Di Noia è il profilo che serve. Invece Alfio da Cireale, buon pomeriggio, l'arrivo di Di Noia esclude l'arrivo di Meazzi? E ancora, Marco ciao, oggi formazione un po' più complicata, vero? La prenderai anche questa volta? Non lo so. Ma secondo me sì. Non lo sappiamo. Oggi, però è vero che oggi è un po' più complicata la situazione, perché le scelte lì davanti sono tante e oggi, da quello che ci risulta, Toscano ha un po' mischiato le carte durante l'allenamento di questa mattina, per cui è veramente complicato. Noi che ci basiamo su il tentativo di darvi dei fatti, non delle interpretazioni nostre, per cui oggi, soprattutto sulla tre quarti, qualche interpretazione in più la daremo. Invece Di Noia, sì, è il giocatore giusto, perché vedo che ci sono tante domande sotto questo punto di vista. Forse la gente pensa che sia un po' un giocatore troppo simile a quelli che il Catania già ha? No. Appunto, sfattiamo questa cosa. Perché è sicuramente più un palleggiatore rispetto ai giocatori che ha il Catania in organico, quindi un giocatore dalle caratteristiche diverse. Tra l'altro è un mancino, quindi sostituirà Di Tacchio nel caso ci fosse bisogno di questa alternanza, ma si mette a disposizione della squadra un giocatore di esperienza, un giocatore che ha tante partite, ancora abbastanza giovane, 31 anni, quindi del 94, e che ha vinto, quindi giocatore che sa palleggiare rispetto ai tre che i giocatori che ha nell'organico del Catania di più. Poi a livello balistico i numeri sono un po' più vicini ad Aloi, secondo me. Esatto. Quindi è uno che sa calciare da fuori, è uno che ha la castagna calda. Io ho voluto precisare proprio questo, perché sentendo tutte queste domande ho il dubbio che qualcuno pensi che, perché chiaramente il profilo di Meazzi magari suscitava altri entusiasmi, ma attenzione, Meazzi non è un mediano di una difesa a due. Meazzi io l'ho visto giocare mezzala, eccolo qua, mezzala nel Pescara, contro il Catania, è un trequartista, è un giocatore d'attacco, ecco, per cui non è proprio un giocatore che possiamo mettere al paragone di Di Noia. Se Di Noia esclude Meazzi, l'abbiamo spiegato poco fa, al momento sì, poi ovviamente se il Catania riuscirà a trovare qualche incastro in questi ultimi giorni di mercato potrebbe essere che le cose si riaprano, ma al momento il Catania ha completato la lista e ha completato anche la lista degli acquisti, perché due
due dovevano essere i difensori, il centrocampista e l'esterno e il trequartista, li ha fatti tutti. Però diciamo, secondo me è più mirato prendere un giocatore come Di Noia, come caratteristiche, come anche secondo me esperienza, come d'utilità all'interno di quello che è il centrocampo a due del Catania, perché a due ha giocato Di Noia, mentre Meazzi, come hai detto benissimo tu, è un giocatore che è un pochettino più fantasista. Esatto. È come riportare Jimenez nuovamente in zona mediana. Secondo me con Meazzi si potrebbe fare lo stesso errore. Secondo me non è, cioè, per caratteristiche e per quelle che sono anche le volontà del gioco del Catania e soprattutto le volontà dal punto di vista dello spendersi che vuole Toscano per i propri centrocampisti, Di Noia è il giocatore perfetto. Tra l'altro, piccolo dato particolare, che comunque Di Noia, così come Quaini e così come Di Tacchio, è un giocatore che si fa ammonire in maniera facile, quindi su quello forse ci si avvicina agli altri due giocatori. Io so che sto saltando un po' di cose, ma me le sto segnando, le dico alla regia, perché rispetto alla scaletta stiamo cambiando un po' qualcosa, ma andremo secondo scaletta subito dopo che avremo lasciato il nostro Franco Cammarasana, perché io lo vedo collegato e non posso rinunciare a dargli la linea, perché poi è sempre così sorridente, nonostante il momento difficile chiaramente in casa Trapani. Sono abituato. Esatto, Franco è ormai esperto e sa che può andare anche male, anche se c'è poco da ridere, Franco, però c'è da tirare un sospiro di sollievo per quello che è successo ieri, anche se poi le date si inseguono, perché adesso c'è quella del 16 di febbraio, no? Intanto buon pomeriggio, ciao. Assolutamente, buon pomeriggio. Io volevo soltanto spendere due paroline per quanto riguarda l'arrivo a Catania di Noia. Sono perfettamente d'accordo con voi. Credo di conoscere anche le caratteristiche del centrocampo del Catania. Credo che Di Noia vada a completare, ecco, tutto ciò che il Catania può fare a centrocampo. È un giocatore duttile, come si diceva poc'anzi, sul quale si può contare. Anche i compagni del centrocampo possono contare nei momenti più difficili, perché lui trova quasi sempre la soluzione migliore, la soluzione semplice. Domenica scorsa contro il Sorrento Aronica non lo ha schierato perché nella partita precedente al Latina era uscito anzitempo al terreno di gioco, perché ogni tanto viene purtroppo trattato male dagli avversari, quindi era uscito malconcio da un contrasto. Credo però che si sia ripreso, però un Di Noia che fra l'altro, dico, come avete detto, oltre 350 partite di esperienza, oltre 350 partite tra i professionisti, grande esperienza, ancora un giocatore giovane, davvero può fare tanto al Catania. Io glielo auguro, perché è anche un ragazzo molto serio, un grande professionista, ripeto, che dà tutto quanto, e appena raggiunge il massimo della forma può dare davvero tanto. Un giocatore su cui il Catania può fare sicuramente affidamento nella speranza. Io spero ardentemente che il Catania il prossimo anno possa essere in B e quindi fare affidamento ancora su questo. Possiamo raccontare anche, Franco, un retroscena in tal senso, perché noi il giovedì ci sentiamo per le probabili formazioni e il giovedì mattina avevamo parlato di Noia e avevamo detto: interessa al Catania, arriverà, non arriverà, probabilmente sì, probabilmente no. L'avevamo inserito inizialmente nella formazione del Trapani e abbiamo prontamente tolto nel pomeriggio di ieri, nel momento in cui si è capito che Di Noia sarebbe arrivato al Catania. Situazione invece in casa Trapani, abbiamo parlato di Noia, parliamo nuovamente di quello che deve succedere e soprattutto della prossima scadenza, esatto, quella del 16. Esatto, del 16. Intanto la decisione di ieri del Tribunale Federale, che ha rinviato al 9 di marzo l'esame riguardo al deferimento del Trapani dello scorso 3 di gennaio. Perché è stato rinviato? Perché il Trapani nel frattempo aveva chiesto il rinvio dell'esame di questo deferimento in quanto sia ancora in attesa della pronuncia della Corte federale per quanto riguarda la seconda penalizzazione, quella di 7 punti, per cui non poteva decidere il Tribunale in questo momento, in attesa, appunto, essendo in sospeso ancora questo grado di giudizio. Si è rinviato tutto al giorno 9 di marzo. A quel punto però che succede? Che il Trapani deve, per non incorrere in un'altra pesantissima penalizzazione, quindi all'esclusione dal campionato, deve mettersi in regola anche con le
scadenza del 16 di febbraio, oltre a regolarizzare la posizione attuale deficitaria. Non solo, a quel punto anche il calciomercato sarà chiuso, per cui se il Trapani fosse stato escluso dal campionato ieri, tutti i giocatori, da Di Noia a Vasquez, che Vasquez tra l'altro pare che sia già in partenza alla volta di Foggia e la trattativa sembra essere conclusa come quella di Noia, ripeto, sarebbero stati tutti liberi, svincolati da autorità. Invece così no, dovranno quindi, possono svincolarsi se fanno la rescissione del contratto, e quindi attraverso i procuratori, e quindi andare a trattare con il Trapani Calcio. Franco, andiamo subito alla probabile formazione che esatto. Così stavo andando appunto, tenuto conto che i giocatori che avevano la valigia in mano a questo punto sono rimasti a Trapani, è probabile che Eronica faccia, ecco, come è successo domenica scorsa, moduli della formazione con i giocatori, almeno quelli che sono rimasti. Una ipotetica formazione potrebbe essere questa, sembra un 4-3-2-1 con Galeotti tra i pali, poi Tiuren, Motok, Pirrello e Nicoli in difesa, Marcolini, Celeghin e Podrini, oppure anche potrebbe starci anche Palmieri, che assieme a Di Noia è uscito anzitempo dal terreno di gioco in occasione della partita di Latina, che dovrebbe essere già di nuovo in forma. Poi Canotto e Benedetti a ridosso di Stanciuk. Praticamente adesso ultima notizia proprio delle ultime ore, ma non proviene dall'ufficio stampa del Trapani, che in pratica in queste ultime settimane è stato inesistente. Ufficialmente dobbiamo apprendere le notizie da altre fonti, e sembra che abbia concluso il Trapani l'ingaggio di Pasquale Ortisi, che noi conosciamo tutti, certo. Un difensore, un terzino sinistro, un ragazzo siracusano molto bravo, molto serio. Dovrebbe essere ufficializzato non tanto dal Trapani quanto dall'Altamura, da cui proviene, quindi dovrebbe essere l'ultima novità per quanto riguarda il Trapani. Poi domenica la partita di Caserta, non certo facile per la squadra camerata. È giusto. E per ricordiamo che c'è anche la partita. Ricordiamo appunto che c'è anche la partita Casertana-Trapani di domenica alle 14:30. Grazie Franco. Un buon pomeriggio. Grazie di nuovo. Buon pomeriggio. Noi rientriamo in studio per andare nuovamente da Ermanno, perché andiamo a vedere situazione difensiva, non possesso, Casa Cosenza, qualche scelta sbagliata, soprattutto magari poca attenzione anche nelle uscite, e poi andremo a vedere il Catania. Sì, diciamo che qualcosa che secondo me deve la squadra di Toscana un pochettino migliorare nell'attacco, proprio delle difficoltà su qualche scelta sbagliata della linea difensiva avversaria. Qui l'abbiamo visto anche la volta scorsa nella partita contro il Monopoli, qua lo vediamo nella partita col Cosenza, vediamo qui lavorano tanto in linea, soprattutto i difensori. Caporale, che è il difensore di sinistra, qualche volta esce in maniera scellerata, anche consapevole di non poter prendere la palla. Qui ovviamente quando esce un difensore sicuramente si crea spazio alle sue spalle, si poteva fare una scelta diversa e si poteva imbucare sul giocatore che veniva lasciato libero. Qui vediamo invece una situazione dove è molto più chiaro quello che voglio rendere noto, ed è proprio, vedi, la linea di difesa, che in questo caso è una linea a 3, vedi addirittura esce Caporale, che è il difensore centrale più lontano rispetto alla palla, esce lui, quindi spacca questa linea, crea spazio alle spalle, questo spazio giustamente viene attaccato, Dorazio fa lo stesso, quindi non crea l'attesa ma esce nuovamente, questo qua crea una voragine vera e propria dentro area, e si va a creare poi quella che è la situazione di rigore per la Salernitana che poi il rigore lo sbaglierà. Però questo potrebbe essere qualcosa, sai, l'attaccante che si tira fuori, o quella palla centrale portata dentro da giocatori, mi viene in mente come Bruzzaniti, come Lunetta, come Jimenez, che gli piace molto entrare dentro il campo, soprattutto andando sul piede forte, può portare all'uscita del centrale. Lì deve essere bravo sicuramente l'attaccante, ma anche il giocatore con palla, a capire quando, dove e perché in quel caso dare il pallone. Situazione Catania, qualche incertezza vista nell'ultima partita? Sì. Nonostante il successo? Diciamo, ho notato una piccola, ho voluto ritagliare questo piccolo particolare, principalmente perché l'assenza di un giocatore come Di Gennaro in queste situazioni è lampante. Qui vediamo addirittura 8 giocatori dentro area, la presenza anche di Forte, impressione proprio quello che diceva il mister, no? La compattezza. Misunderstanding Allegretto Celli. Qui vediamo Allegretto e Celli che si guardano, non si capiscono, però quella palla lì
io sono dell'idea che l'errore è più di Allegretto che di Celli, perché lì il centrale di difesa comanda su tutto, arriva quella mezza palla, è una palla pericolosa, gli si va a fare 80-90 metri al pallone, si sale, si alza il baricentro e poi ci si ripensa. Lasciare quella palla lì, un pochettino secondo me, quello, così come anche altri piccoli errori che ha fatto Allegretto in partita, secondo me hanno portato poi la dirigenza del Catania a spingere tanto su Cagnelutti per avere una bivalenza centrale diversa da Allegretto, che lo preferisce secondo me Toscano come braccetto. Come braccetto, è possibile che lo vedremo proprio lì, magari nella partita contro il Cosenza. Ritorno da Anna per i messaggi. Vediamo se ci sono qualche domanda, se c'è qualche domanda per il professore, per il mister. Sono arrivate, eccole qui. Buon pomeriggio, volevo chiedere a Carlo Breve come vede Di Noia nella mediana. Ecco. Ha le caratteristiche simili a Di Tacchio, cioè più di copertura da Vincent. Invece Giuseppe 54, il Cosenza all'andata ci ha rifilato 4 gol. Ci sarà domenica l'abbattimento dei cosentini condito da tanti gol al Massimino? Domanda ovviamente per l'esperto Carlo Breve. E ancora, buon pomeriggio, il Catania sta trattando Meazzi trequartista. Se dovesse arrivare credo che Jimenez andrebbe via, visto che ancora non ha rinnovato. Cosa ne pensate? E ancora, per Carlo Breve, in casa l'accoppiata Caturano-Bruzzaniti è preferibile? Bene. Partiamo da Caturano Bruzzaniti, anche perché sennò poi me la dimentico. No, dimentico le altre. Caturano Bruzzaniti sicuramente una bella coppia, no? Non c'è ombra di dubbio, ma anche Caturano Lunetta è una bella coppia, Esatto. anche Caturano Quante belle coppie ci sono Caturano in questo Rolfini, Catania? Sono tante belle Forte coppie. Lunetta, Forte Rolfini. Catania ha tanti giocatori lì Tanti davanti, giocatori che possono. può ruotare tranquillamente a seconda della partita, a seconda anche del momento della gara, quindi va bene, chiunque giochi sicuramente va bene. Abbattimento, cioè la palla di vetro per sapere se c'è l'abbattimento? Sicuramente avranno un motivo in più per cercare di vincerla. Chiaro. Volevo sottolineare che il Cosenza, il reparto più importante del Cosenza è la metà campo in questo momento. Centrocampo veramente di altissimo livello. Di alta qualità. Di Noia ne abbiamo già parlato, non ha le caratteristiche di Tacchio, può giocare al posto di Tacchio, ma con altre caratteristiche. Meazzi l'abbiamo già detto. Secondo me Jimenez via un po' improbabile. Molto che hai detto difficile, poco fa, sta rinnovando. considerando la situazione e considerando quanto ci si sta avvicinando sempre di più. Poi ovvio, lo sappiamo tutti, sul mercato noi lo precisiamo ogni momento. Ora diciamo una cosa e fra 3 secondi potrebbe essere l'esatto opposto, però insomma, da quello che sappiamo e ci arriva è molto difficile un'evenienza che Jimenez possa andare. Per le scelte di Toscano che continuano Esatto. a premiare Jimenez a differenza di altri giocatori e comunque non stanno facendo male, secondo me c'è grande considerazione del giocatore. Fra poco andrò da Marco Petrolito, che vedo già inquadrato a Siracusa con il Porto. Ciao Marco, buon pomeriggio. Eccolo lì. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a voi tutti. Tra poco vengo da te, è bello vedere anche il cielo di Siracusa e una parte di mare, insomma sappiamo tutto quello che è successo durante questa settimana con la devastazione che ha portato il ciclone Harry sulla Sicilia orientale, per fortuna senza vittime, senza feriti, ma con tantissimi danni. Vedere Siracusa lì vicino a te è certamente bello. Ora torniamo da te Marco, perché andiamo invece, io ritorno da Ermanno per verificare invece la situazione legata alla fase di possesso del Cosenza, perché è previsto l'inserimento dei centrocampisti, ne parlavamo prima, no? È questo centrocampo di valore della squadra cosentina che sanno questi giocatori, questi mediani, questi giocatori, questi mezzali, inserirsi per trovare gli spazi all'interno della difesa del Catania. Il mister ha detto una cosa centratissima, no? mi ha servito l'assist. Esatto. I 5 gol e 4 assist di Cuanni, i 3 gol e 2 assist di Garitano, i 2 gol e 1 assist di Langella sono numeri importantissimi che vengono proprio da uno sviluppo legato molto al gioco, all'inserimento delle mezziali, ma anche del centrocampista centrale come Langella, che però si butta tanto dentro lo spazio. Lo vediamo proprio da questa clip video, vediamo qui proprio con la Salernitana dove Ricciardi muove la palla in scarico verso Ciotti, si ricerca poi qui il fondo e il cross per un ottimo movimento di Emmausso, forse uno dei pochi movimenti positivi di Emmausso nella partita contro la Salernitana, e vedi già la presenza costante di Juan molto vicino all'attaccante, quindi quasi a giocare da seconda punta, da giocatore d'appoggio. Qui riceve uno scarico e trova
trova il tiro verso la porta. Qui invece vediamo contro la Cavese, dove c'è un'ottima giocata di Florenzi, una delle ultime partite giocate da Florenzi prima dell'infortunio. Qui l'apertura sempre per Ricciardi che fa questa giocata di prima, vedi, è addirittura qui Langella, ma c'è Quan vicino a lui che si inseriscono in questo spazio perché riconoscono gli spazi liberi, e poi Langella a siglare il secondo gol dei suoi 2 gol stagionali. Quindi è un qualcosa, poi sicuramente Garritano lo fa in maniera diversa, Quan lo fa con molta più propensione, però è una caratteristica che vedremo sicuramente anche domenica al Massimino. E il Catania deve stare attento, no? Perché chiaramente sugli inserimenti qualche cosa magari può aver concesso nelle ultime partite, come succede ovviamente in 100 minuti e passa di... Il Catania ha sofferto tanto nei primi 30 minuti quei cambi gioco continui del Monopoli che passavano da una fascia all'altra, e ovviamente doveva scalare in continuazione, no, per andare in zona palla. E qui vediamo proprio una situazione dove si crea un 1 contro 1 in fascia, si crea si riforma la linea, la classica linea compatta, molto attenta. Qui Pieraccini affronta l'1 contro 1 in maniera secondo me totalmente errata, addirittura si pone al di fuori della palla, e qui vediamo proprio questa dominio, no? Questa superiorità dentro area che premia poi l'inserimento del 19 in maglia Monopoli, che era proprio la mezzala di destra, che qui non viene proprio contenuta benissimo. Ovviamente questo è un video che ci fa vedere l'inserimento e il Catania che soffre questo inserimento. C'è anche da dire che in questa situazione Celli non si trovava in reparto, era uscito, si trovava leggermente fuori e poi è rientrato successivamente. Quello che mi piace parecchio del centrocampo del Cosenza è proprio le caratteristiche diverse, totalmente diverse, che hanno i 3 interpreti, perché Quan, giocatore giovane, che ha grandissima intensità, grande gamba, velocissimo, lo ricordiamo nel gol che ha chiuso la partita a Cosenza, il gol del 3-1, una ripartenza 70 metri con la palla, è stato imprendibile. Langella, che è un tuttocampista, molto bravo tecnicamente ma anche dinamico, bravo a buttarsi negli spazi, ce lo ricordiamo anche a Rimini, e Garritano, un giocatore di qualità eccelsa, sopraffina. Quindi bisogna vedere come il Catania e Toscano deciderà di affrontare questo centrocampo a 3, perché col 4-3 di solito Toscano ha abbassato uno dei 2 trequartisti sul play, alzando uno dei 2 trequartisti sui 2 difensori centrali, su uno dei 2 difensori centrali, e alzando i due quarti sui loro riferimenti, sui 2 terzini. Vediamo se manterrà questa strategia per andare ad aggredire forte il Cosenza, o si disporrà in maniera diversa. Questo lo vedremo domenica sicuramente. Intanto noi, come promesso, andiamo da Marco Petrolito a Siracusa, eccolo sorridente, perché anche in casa Siracusa chiaramente si attendeva il TFN, anche in questo caso c'è il rinvio. Situazione, io te la chiedo sempre Marco, anche a livello societario, com'è al momento in casa Aretusea? Sì, ben ritrovati. Intanto partiamo dal discorso societario, come mi chiedevi. Il DS Neri proprio ieri ha confermato che le scadenze di febbraio verranno rispettate, dunque ecco, sembra una situazione sicuramente migliore dal punto di vista economico e dal punto di vista societario per quel che riguarda gli inadempimenti di dicembre, in relazione ai quali, come detto, tutto è stato rinviato al 26 febbraio, quindi la penalizzazione non è arrivata, il Tribunale Federale non si è pronunciato, la pronuncia era attesa per ieri dopo i mancati adempimenti di dicembre. Azzurri che dunque adesso possono tenersi stretti i loro 21 punti che li mantengono a ridosso della zona salvezza, ma che dovranno accumulare il maggior numero possibile di punti proprio a partire dall'Ostica trasferta, che è in programma domani pomeriggio al Ciro Vigorito di Benevento, una gara difficilissima. Sul fronte mercato ci sono numerose novità, al di là dell'interesse di vari club nei confronti di Sciapola e di Cancellieri, 2 difensori che domani scenderanno in campo tra le file della formazione Aretusea. C'è stato anche l'arrivo di Arditi della settimana scorsa, che ricordiamo, ma soprattutto nelle ultime ore sono arrivati dei giocatori che appaiono molto utili al progetto di mister Turati, come Orazio Pannitteri, che è arrivato dal Latina, ed Alessandro Sbaffo dalla San Benedettese. Giocatori questi di esperienza, il primo tra l'altro è figlio d'arte, dato che Ciccio Pannitteri rappresenta ancora oggi uno dei calciatori più prolifici della storia calcistica del Siracusa. Dunque dicevamo elementi questi che vanno a colmare i vuoti che erano stati lasciati sulle corsie esterne dalle partenze di Guadagni e di Parigini, insieme a qualche altro innesto che non è ancora stato perfezionato. Nelle ultime ore si parla in maniera più insistente rispetto a ieri del difensore Tiago Capomaggio, l'anno scorso in forza alla Regina,
Gli azzurri potranno comunque avere quanto prima i necessari ricambi, lo ha assicurato del resto anche la Neri, pure negli altri parti del campo che ecco, sono un po' carenti. Inutile dire, tornando alla gara di domani, che i favori del pronostico sono tutti per le streghe, che oltre ad avere un rollino di marcia incredibile rappresentano il miglior attacco in assoluto a livello nazionale con ben 46 gol realizzati. Dal canto suo il Siracusa proverà ad opporre la solita determinazione, compattezza, il gioco, la grinta che ha dimostrato da qualche mese a questa parte, anche se negli occhi dei tifosi e soprattutto nella loro mente c'è ancora il ricordo vivo della gara d'andata che finì 3-0 per i giallorossi, che sono stati l'unica formazione quest'anno a mettere con il loro gioco sotto e ad annullare completamente il Siracusa. Dunque ecco, alla squadra di Turati, che è partita questa mattina in pullman, servirà a mettere in campo una grande attenzione, determinazione anche ai piccoli dettagli per provare a giocarsela e portare via quello che sarebbe un risultato positivo, anche un pari dalla Campania. Marco, vediamo la probabile formazione del Siracusa per la partita del Vigorito. Sì, l'11 Aretuseo vedrà come sempre la presenza di Faroni tra i pali, difesa con il rientrante Zanini sulla destra che potrebbe essere preferito Puzzone, in mezzo ci saranno Pacciardi e Sciapola, che ieri è stato colto da un attacco influenzale ma dovrebbe farcela, rimane anche qualche chance per Bonacchi, mentre a sinistra ci sarà Cancellieri. Solita mediana con Limonelli e Candiano, davanti a loro ci saranno Di Paolo, Frisenna con Kudelevičius che dovrebbe partire dalla panchina e Valente davanti, infine l'unico terminale offensivo sarà Contini con Arditi che scalpita e che potrebbe essere utilizzato così come noi arrivi di cui abbiamo parlato prima, gara in corso. Grazie Marco, grazie a Marco Petrolito, ovviamente tutte le notizie sul Siracusa anche nei nostri telegiornali e soprattutto nella giornata di domani, chiaramente dopo la partita con il Benevento. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, ancora fari puntati su Catania Cosenza, fra poco. Ricominciamo con la terza parte della nostra preview, ritornando a parlare della partita fra Catania e Cosenza che si giocherà al Massimino domenica alle 14:30 con Telecolor che garantirà tutti i collegamenti a partire dalle ore 14 con la formula classica di diretta stadio con Alberto Cicalini alla conduzione. Allora andiamo da Ermanno nuovamente perché voglio vedere come si comporta il Cosenza sui piazzati e che cosa, perché noi ne facciamo vedere sempre, no? Spesso e volentieri, perché ormai è diventato un dato fondamentale per il calcio moderno. No? Ho visto ultimamente l'Arsenal fa scuola su l'Arsenal ha fatto 20 gol mi pare su calcio d'angolo, calcio piazzato. Su ogni 5 calci d'angolo fa un gol, quindi sicuramente è un dato importante. No, mi piace principalmente analizzare e soprattutto fare i complimenti a Boucher sulla preparazione degli angoli, sicuramente sarà coadiuvato da qualche collaboratore tecnico molto preparato. Vediamo infatti due schemi che ha proposto in alcune situazioni. Qua vediamo proprio uno scambio a triangolo che crea con Florenzi che viene e crea questo scambio, poi tutti i giocatori in blocco che entrano dentro e lasciano spazio al secondo palo sull'inserimento di Langella. Prima il mister lo elogiava, è un giocatore che sa fare anche questo. Qui il cross non è proprio pulitissimo di Garritano e poi arriva alla conclusione. Questo tra l'altro schema l'aveva ripreso da Andrea Azzoli in Serie A quando era con l'Empoli. Qui invece un'altra situazione che ricorda molto più l'Arsenal, quindi blocco che parte dal secondo palo, tutti che entrano dentro e si sfila sempre. In questo caso Florenzi e Ricciardi si sfilano dietro, si crea questo blocco davanti al portiere per limitare l'uscita e su questa seconda palla sono bravi ad andare a colpire. Quindi anche lì secondo me c'è da aspettarci qualche lavoro, qualche schema che sicuramente Boucher farà per liberare spazio e per liberare campo per poter attaccare la retroguardia del Catania. Retroguardia del Catania che in qualche modo non si è fatta trovare proprio prontissima nel piazzato dove invece ha subito gol a Monopoli. Boucher l'hai citato, andiamo a vedere la sua scheda perché la voglio commentare con Carlo, breve, perché è un allenatore che sicuramente ha fatto bene, ha un contratto annuale con opzione di rinnovo. Chiaramente a Cosenza si domandano ancora perché non è arrivato il rinnovo, si domandano senza risposta fra parentesi oppure rispondendo, si fate voi. Per l'ex calciatore allenatore delle giovanili dell'Empoli, già un'esperienza in Calabria sulla panchina della Vibonese, nell'ultima stagione ha guidato il Rimini alla vittoria della Coppa Italia e ci sta facendo vedere cose veramente interessanti. Allora, per dirti un po' la mentalità che ha Mister Boucher, ti svelo un aneddoto con Convitto, che io conosco personalmente. Convitto è un attaccante esterno
che ora dico, ha sempre fatto nelle ultime stagioni la Lega Pro, ha fatto caterve di gol in Serie D, lo ha avuto alla Vibonese e lui diceva convinto: tu non devi mai rientrare da metà campo in giù, perché sennò non ti faccio giocare mai. Per dirti della mentalità offensiva, lui sfrutta i giocatori di qualità dalla metà campo in su, quindi è un allenatore bravo a far giocare bene le sue squadre e che chiaramente secondo me deve migliorare un po' la mentalità e calarsi un po' più nella categoria per poter vincere questi campionati. Non serve solamente far giocare bene le squadre, ma serve tanto altro. Andiamo a vedere, a proposito di giocatori di qualità, anche la scheda di uno dei tanti giocatori di qualità che abbiamo citato in questa trasmissione per il Cosenza, vale a dire Ricciardi. Manuel Ricciardi, che è un giocatore che, come vedrete dalla scheda, ha dimostrato soprattutto in Cosenza, forse l'ultima stagione ad Avellino, ma soprattutto a Cosenza, di essere un giocatore che ha anche tanti gol nelle gambe, tanti assist, soprannominato Bomber dai tifosi, proprio per dare il senso di come la sua carriera si sia evoluta proprio al San Vito Marulla. 7 gol e 3 assist per lui in questo campionato, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Ascoli, con esperienze anche a Fano e a Legnago. Allora andiamo dalla nostra Anna per leggere i messaggi. Anna. Ciao a tutti studio, ho l'impressione che la vittoria di Monopoli abbia definitivamente convinto tutti che questo può essere l'anno giusto e lo si vede anche dall'accelerata sul mercato. Per Carlo, l'altra volta ha portato bene questa domanda, la rifaccio. Caturano dall'inizio? Poi ci chiedono come sta Lunetta? E poi, ciao Anna, chi sarà il titolare tra Miceli e Carnielutti? Giuseppe da Mascalucia. Ma tu guarda un po' che la domanda più questa difficile risponde risponde Anna, mi sembra assurdo, giusto. Marco. No, io passo la palla a voi, a Carlo. Mi sembra giusto. Allora, Carlo, vabbè, l'anno giusto, sì, certo. Ce lo auguriamo tutti. Ce lo auguriamo tutti, al di là delle tutti presupposti. Al di là delle scaramanzie, di tutto quello che può essere. Caturano dall'inizio ne abbiamo già parlato. Lo facciamo sempre, ogni volta. Poco cambia tra Caturano forte, tutte e due bravi, tutte e due con caratteristiche diverse, tutte e due funzionali al gioco di mister Toscano. Potrebbe essere il momento dall'inizio di nuovo per Caturano. Miceli, Carnielutti. Inizierà, credo, Miceli, sicuramente. E questo vi dovevamo alle vostre domande. Ritorno da Ermanno perché andiamo a vedere invece per quanto riguarda il Catania, anche in questo caso piazzati, ma sia in attacco che appunto in situazioni di possesso della squadra avversaria. Sì, sono due situazioni su punizioni laterali, quindi non sono sugli angoli. Vediamo la prima clip ci fa vedere una situazione dove si va a creare uno schema simile a quello che avevamo visto la settimana scorsa, dove c'è Di Tacchio, Pieraccini e Quaini che partono in offside e poi si integrano nella linea, Casasola, Forte e Allegretto, quindi altri 3 che invece si buttano da fuori a dentro. Qui in realtà lo schema era risultato anche abbastanza bene. L'unica cosa che non si è riuscito a creare in maniera totale è stato l'inserimento sul secondo palo di Allegretto, che doveva arrivare sulla palla. Qui invece vediamo una situazione difensiva dove il Catania porta addirittura tutti i giocatori a difendere la porta, un unico giocatore impedita, tutti in linea. Succede un po' qualcosa che avevamo visto? Esatto, diciamo mi viene il ricordo foggiano quasi, perché su questa seconda palla che esce proprio dall'ottimo intervento di Di Tacchio, molti escono sulla palla, la linea non si muove in maniera compatta, tutti guardano il pallone, nessuno guarda quello che c'è alle spalle e poi sul tiro che viene rimesso dentro, molto fortuna secondo me più che strategia, si trova Tirelli che impatta in gol. Però questo è qualcosa secondo me che il Catania ha già compreso come errore, ha già visto come errore proprio a Foggia ed è qualcosa su cui deve lavorare. Su questa palla in uscita la linea o rimane bassa e escono uno, massimo 2 giocatori sulla palla, o si sale tutti quanti insieme. Uscire in maniera spezzata non porta a quella che è la soluzione, sai, quando si esce tutta la linea insieme si attiva quella che è il fuorigioco. Da una parte Bevilacqua e dall'altra parte Tirelli hanno approfittato di questa situazione andando in gol sia con il Foggia che con il Monopoli. Insomma, le immagini lo dimostrano chiaramente quello che dicevi tu. Andiamo a vedere le ultime del Cosenza, proprio perché ne abbiamo parlato
in tutta la trasmissione, no? Del momento del Cosenza, che è vero che ha affrontato anche avversari complicati, perché è andato comunque a pareggiare in casa della Salernitana, ha perso in casa con il Monopoli, stiamo parlando del 2026, e poi ha perso in casa contro il Crotone. Va anche detto che il fattore casalingo del Cosenza praticamente non esiste. A me fa molta tristezza vedere quelle immagini di Cosenza praticamente con lo stadio completamente vuoto, tristezza sportiva chiaramente, poi è ovvio che le simpatie sono tutte rosso-azzurre, ma chiaramente va notata questa cosa, e questo è il cammino del Cosenza fino ad ora. Nelle ultime 5 un po' dà il senso di quella che è la situazione in casa calabrese. Ancora dalla nostra Anna, ancora messaggi. Arrivo da te. Ci scrivono: buon pomeriggio, volevo chiedervi se pensate che Gherardi possa partire da titolare da Ezio 80. E ancora, desidero avere notizie su Torre del Grifo. Grazie. No. Per il nostro messicano, cosa manca oggi al Catania per il salto di qualità a livello tecnico e mentale? E ancora, domani ci sarà il big match tra Benevento e Siracusa. Secondo me il Siracusa farà un regalo al Catania, vincendo come ha fatto nella partita contro la Salernitana. Forza Catania e forza Siracusa, da Nino, catanesi a Siracusa. E questo sicuramente. Grazie Nino, grazie Anna, sicuramente se lo augurano i tifosi del Catania e anche quelli del Siracusa di festeggiare insieme una eventuale vittoria del Siracusa con il Benevento. No, Gherardi non dovrebbe partire, almeno insomma stando a quello che sappiamo dall'inizio in questa partita. Le altre non me le ricordo. Posso rispondere forse Sì. alla mia? No? Sì, vai, rispondi alla tua. Il messicano, ecco. Cosa manca? Sì? Il messicano voleva rispondere. Cosa manca dal punto di vista mentale? Secondo me ormai poco o nulla, perché il Catania e mi ricollego, no, alla domanda che ha fatto prima l'altro telespettatore, no? La partita di Monopoli ci dà ancora più consapevolezza? Secondo me sì, perché ti fa comprendere, sia quella di Monopoli che quella con la Cavese, ti fa comprendere di un Catania che non è solo dominante, che parte forte e schiaccia l'avversario, ma è un Catania che anche quando arriva sotto, passa sotto, riesce a vincere, e questo è qualcosa che all'inizio nel girone di andata nel 2025 non riusciva a fare, e questo cresce ancora di più quella che è la consapevolezza mentale e il livello mentale. Dal punto di vista tecnico, secondo me quello che ancora qualche volta manca al Catania non è tanto l'esperienza, non è tanto il gioco, che comunque sappiamo che è sempre improntato su degli sviluppi verticali, però un pochettino di palleggio in più, soprattutto in mediana, un po' più di tranquillità in zona mediana, e secondo me l'arrivo di Di Noia, il mister ne ha parlato benissimo, può dare quell'equilibrio, quel qualcosa che manca in mezzo al campo. Ovviamente poi sono giocatori che devono integrarsi all'interno del contesto rosso-azzurro e non è facile, però sono giocatori abbastanza navigati, quindi quel qualcosa lì in mezzo al campo. E secondo me nelle ultime prestazioni ho visto un calo leggero di rendimento da un giocatore che secondo me cognitivamente è fortissimo, che è Donnarumma, e quindi spero che un giocatore come Donnarumma, anche col fatto, con un pochettino quel pepe, no, messo dalla presenza di Ponzi, gli possa permettere di stimolarlo ancora di più e di ritrovarlo al pieno delle sue forze. Fra poco precedenti pronostici da Anna. Per quanto riguarda Torre del Grifo, lo sapete, manca il versamento del saldo, nel senso che si deve provvedere a versare il saldo, e c'è un tempo specifico da qui a 3 settimane per arrivare a chiudere questa partita e dunque a diventare definitivamente proprietari del centro di Torre del Grifo. Precedenti e pronostici. Anna, torno da te. I risultati precedenti sono: nel 2018 un pareggio 2-2, nel 2017 0-2, nel 2015 0-0, nel 2002 0-0 e nel 1949 4-2. Pronostico dell'intelligenza artificiale ci dice 1-1 con gol di Jimenez ed Emma Usso. L'ultima volta ci ha preso l'intelligenza artificiale su Tirelli e Caturano. Quindi non è che è messicana questa intelligenza artificiale. Ma secondo me sì, in realtà. Non è un po' un'intelligenza spiccia? No, beh, scherzo, no, è intelligenza artificiale. Speriamo che non ci pigli questa volta, nel senso perché il Catania abbia la possibilità invece di vincere contro il Cosenza. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con le probabili del Massimino, un ultimo spazio anche legato all'angolo tattico. A fra poco.
Siamo di nuovo in diretta per ritornare a parlare della situazione del Catania con il Cosenza e del Cosenza in questo caso, Ermanno. Possesso, fase di possesso, soprattutto ritorniamo a parlare dei centrocampisti, no? Secondo me qualcosa che è mancato nell'ultimo periodo negli uomini di Boucher è proprio quella velocità, quelle rotazioni, quegli interscambi che secondo me dettava tanto la presenza di Florenzi, però vediamo qui come ruotano, come non diano mai punti di riferimento. Vedi, Mausso in questo caso giocava a punta centrale ma si è buttato tutto sulla fascia, movimenti costanti degli attaccanti, dei terzini che entrano dentro e non creano mai dei riferimenti stabili. Questo per una squadra come il Catania che marca riferimento potrebbe creare un pochettino di difficoltà. Qui l'abbiamo visto un pochettino in questa situazione con la Salernitana, qui invece lo vediamo contro il Trapani dove il Cosenza ancora veniva da una situazione molto favorevole di classifica e soprattutto di risultato. Vedi questa rotazione, questo interscambio col giocatore Florenzi che parte molto largo e poi entra dentro, Aragone che gli fa trovare il pallone. Aragone 2006 interessante, giocatore cresciuto nelle tre file del Cosenza, e poi vediamo questi interscambi veloci con ricerca sempre di queste triangolazioni che mettono in mezzo l'avversario, che creano un pochettino di difficoltà qui per la difesa del Trapani e che secondo me in qualche modo cercherà Boucher di riproporre, perché vedendo anche come marca il Catania potrebbero creare un po' di fastidi, di magagne agli uomini di Toscano. Andiamo, vediamo se ce la facciamo, non credo, in un minuto a andare a dare le probabili formazioni partendo dal Catania. Vi abbiamo detto delle perplessità per quanto riguarda il ruolo da trequartista, perché noi abbiamo messo Rolfini, ma in realtà potevamo mettere Bruzzaniti, avremmo potuto mettere anche D'Ausilio, perché chiaramente sono state mischiate un po' le carte nell'allenamento di oggi. C'è il ballottaggio come sempre forte con Caturano 51-49, Jimenez che ha praticamente rinnovato il contratto con il Catania è lì nella sua zona. Conferme per il centrocampo con Miceli che dovrebbe agire lì centrale, Allegretto alla sua destra. Andiamo a vedere invece la probabile formazione del Cosenza, dicendovi che Lunetta ha ancora dei problemi alla spalla, chiaramente ovvio ha giocato per un po' di tempo a Monopoli, potrebbe giocare anche con il Cosenza, ma non è detto che parta dal primo. Per quanto riguarda invece il Cosenza, anzi al Massimino con il Cosenza, Cannavolo abbiamo detto a destra in difesa, Ricciardi De Mausso alle spalle di Beretta, che potrebbe essere il giocatore che gioca lì davanti, anche se Ermanno c'ha un'idea diversa, a parte Asciur. No, sì, secondo me Mausso potrebbe continuare a giocare punta, o per me personalmente Beretta non è un attaccante che fa impazzire, potrebbe giocare Asciur o potrebbe giocare anche Ba nella zona di tre quarti, o potrebbe anche in qualche modo spostare Garitano leggermente più avanti. È da vedere secondo me anche il mister Boucher come è uno dei ballottaggi che ci avevano dato appunto per quanto riguarda il ruolo d'attacco del Cosenza. Andiamo al direttore di gara, che i tifosi del Catania ricordano bene, perché è lo stesso direttore di gara della partita con il Latina, in cui non è stato espulso Porro dopo quell'ingresso, quell'entrata pazzesca nei confronti di Cicerelli, che ha portato appunto all'infortunio per il giocatore del Catania. Poi Gentile di Isernia e Lauri di Gubbio sono gli assistenti, il quarto ufficiale di Francesco Di Ostialido e FVS Leotta di Acireale. Grazie Carlo. Grazie Marco. Ci ritroviamo alla prossima, sicuramente con te e tutti gli appuntamenti di Telecolor. Ci ritroviamo venerdì. Buon pomeriggio a tutti. Venerdì, ovviamente questo non può mancare. Venerdì prossimo invece ci ritroviamo con il nostro Ermanno. Assolutamente, questa volta però la promessa l'ho mantenuta, non penso che rimetterò la cravatta perché qui studio c'è caldo. Sì, sta un po'. Ti vedo un po', però ti dona Ermanno, stai benissimo. esatto. Buon pomeriggio a tutti. Sorride anche la nostra Anna, che salutiamo. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie a te e grazie a voi per averci seguito. Io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. E un saluto anche da parte mia. Noi ci rivediamo prossimo appuntamento con lo sport sulla nostra rete, diretta stadio, domenica alle 14, per rivedere la puntata su siciliaweb.it. Ciao a tutti.